Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Oggi il presidente della Regione del Veneto ha firmato il decreto di stato di emergenza per le eccezionali avversità atmosferiche che si sono verificate ieri e oggi nei territori della provincia di Rovigo e della città metropolitana di Venezia. Dopo la ricognizione dei danni effettuata dalle strutture regionali, ha detto il Presidente, sono state individuate le aree del territorio maggiormente colpite dalle intense precipitazioni di questi giorni, che hanno provocato danni soprattutto alle zone costiere. Non sono emerse criticità che hanno coinvolto direttamente la sicurezza dei cittadini, ma il maltempo che si è abbattuto senza pietà in Emilia-Romagna ha interessato anche il Veneto, fortunatamente in maniera più mitigata, e lasciando comunque il segno. Cambiamo argomento. Domenica 21 maggio la città di Venezia rinnova lo sposalizio con il mare in occasione della festa della Sensa, ovvero la festa dell'Ascensione, 40 giorni dopo Pasqua, che ricorre giovedì 18 maggio ma si festeggia la domenica successiva. È il tradizionale appuntamento con cui la città celebra la ricorrenza legata alla storia della Repubblica Serenissima e riconsolida il suo intimo rapporto con l'acqua. Quest'anno sarà la città di Longarone, su volontà del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, a ricevere l'anello dogale del gemellaggio adriatico, che verrà restituito dalla città ucraina di Odessa, a cui era stato dato in custodia nell'ultima edizione del 2022. E venerdì 19 maggio dalle ore 9 alle 12, 42 classi prime delle scuole primarie del territorio, per un totale di 765 alunni, saranno coinvolte al Bosco di Mestre nell'iniziativa Un albero per ogni bambino, promossa dal Comune di Venezia e dall'associazione Il Bosco di Mestre. I bambini cammineranno nel bosco, potranno assistere a spettacoli, fare esperienza diretta nella natura ed essere coinvolti nella piantumazione degli alberi. Il Comune provvederà infatti a mettere a dimora nelle aree di proprietà della Fondazione Querini Stampalia un numero di alberi pari alle classi prime che aderiranno al progetto. E nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 maggio le facciate dei palazzi comunali di Cafarsetti e Calloredana Venezia del municipio e della Torre Civica a Mestre saranno illuminate con il colore viola. L'amministrazione comunale vuole in questo modo ricordare la giornata mondiale dedicata alle malattie infiammatorie croniche intestinali, le cosiddette MICI, che si celebra appunto il 19 maggio. Le malattie infiammatorie croniche intestinali, la malattia di Crohn e la colite ulcerosa colpiscono oggi in Italia circa 250.000 persone, che si stima possano raddoppiare entro il 2023. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguito. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.